bella cosa, la giornata sola, nagliata vela troppa, una tempesta, con l'aria fresca, maratana festa, che bella cosa, la giornata sola. Capurro diplomato in flauto, suonava il pianoforte, andava molto bene con una bella vocina, le sue macchiette, stava proprio di macchiette in contrapposizione a Ferdinando Russo, giornalista del Roma, scrive su Roma, peraltro è stato autore di tantissime cose andate perse nei tempi. Io sto cercando, ho quasi il corpus totale del materiale. Figlio di un maestro di scuola, quindi definirlo popolare non è proprio azzeccato, la poesia era popolare, però lui scriveva in modo popolaresco. Qui c'è una vecchia diatriba tra popolare e popolaresco, che la città non ritrova, quando la cosa è bella che sia popolare e popolaresco. E di Giacomo e Ferdinando Russo è il popolaresco, Vincenzo Russo, Del Gaizzo, Capaldo sono i popolari che nascono dalle classi proprio suburbane e sottoproletarie. Quindi Capurro era figlio di un insegnante. Ma in tocca mia non trovo pace, più me ne fresca e più assadata sto. Non è sede ma è l'amore, non ne fammo favore. Tu soltanto sei stupore, tu soltanto puoi parlare, falla buona, masciatella, fontanella, fontanella, quella bocca bella. Tu accostata sienta a te, tu accostata sienta a te. Francesa, chi lo mira lo spagnola, sono una donna enorme, da coppa chi voglio io. Chi lo mira lo francesa, chi lo mira lo spagnola, sono una donna enorme, da coppa chi voglio io. Cara bella, che parla fuori, di quando era bella, sente chi furba. Chiudo guarda e ti riflette, che io non posso trovare pace, non mi arriva a fa capace, dice arria che non si tu, e s'arria pure un trenta, se tu ancora m'ingannassi, esiste solo una mia dolassa, senza mai scetarmi più. Gira, gira, l'amore gira come fume se ne va. Mo vai scansando Catarina, che non tiene più coraggio e non guardare. Mo te trova qualcuno, guarda la se la bocca mangia a pirà. Mo puti mi dirà così, bene no. Sì, signore, ma non c'è, non ricordo un po', tu mi dai una cosa a me, io non una cosa a te. E appunto Capurro era sì poeta e autore di canzoni, ma anche giornalista. E sono consapevole e so benissimo che significa provare a campare con la scrittura, per cui circonferenza. Certi volte che saccio a Runzarriva
e me ne essi in coppa una montagna. Tutto mi secca, pure la compagnia. E va a casciare una strada più sull'anno. Ma vedi in odio pure la poesia, pensando a chi sta ricco e a chi non mangia. Rifletto mondo e gli esce in fantasia. Righi, scrivendo, che se ne guarda. Vamità, dispiacere, che è l'arte. Ma credete? Il tassa coppa a basce, penne, fogliette, calamare e carta. Ma quando sta uno ci sta su gente, a da venire per forza ogni erba fascia. Pure sfugando, io scrivo su netto. Studiosi, da ricercatori ed appassionati di questo repertorio abbiamo il dovere di scavare più a fondo per recuperare anche dei brani che talvolta sono stati scritti, alcuni non incisi, alcuni incisi ma dimenticati, quindi questa è l'operazione che ha proposto e sta portando avanti la Fondazione Bideri. Quando inizialmente insomma, ci siamo confrontati su queste iniziative, sul progetto di archeologia musicale, il pensiero che mi è venuto è questo. Per far sì che la canzone napoletana abbia la stessa dignità in termini di diffusione, non culturale, perché quella già ce l'ha, del fado. Quando diciamo il fado però ha raggiunto delle vette, e questa è l'operazione che a nostro avviso va fatta. Io sono felicissima di ringraziare Antonio De Guglielmo, che è una persona che mi ha affrontato in questo progetto di archeologia musicale, Ferdinando Bideri, che ha aperto le porte dell'archivio, perché questa è un'operazione, diciamo, che vuole mettere in luce quello che magari può essere dimenticato, come abbiamo ascoltato anche dalle poesie di Capurro recitate da Gianni Valentino. L'arte è qualcosa che è visibile in un filo di luce all'ombra. Ciò che viene poi divulgato nel tempo purtroppo è divulgato dalla storia ufficiale. È importante avere anche un quadro della storiografia che si può leggere soltanto attraverso quelle che sono le opere letterarie di un tempo, una biografia inedita, e quindi ringrazio in questo anche Ciro Daniele per aver dato comunque luce a delle situazioni non sempre che sono visibili in maniera ufficiale. E questo per Rodolfo Morgigni e le parole di Capurro appunto, e si chiama Bucia. È un testo molto romantico, molto malinconico, ma ci fa capire quanto l'amore in questa città sia una cosa fondamentale, che nel nostro DNA è un modo di sentire diverso. Questa è Bucia, maestro Antonio Giro al piano, grazie. Quindi questo è l'angelo mio, verso di Capurro, e musica di Capua, la stessa coppia di Dio solo il mio, quindi questo è l'ascolto. Musica di so
Fronne Rose, Vincenzo Russo e musica di Ricciardo. Da Vincenzo Russo con un titolo diverso nel 1900, si chiama Fronne Fronne, è la musica di Capo, guarda caso. Il problema è che non viene mai pubblicata. Muore Vincenzo Russo, si ammala Vincenzo Russo, muore nel 1904, nel 1905 la canzone del 1903 l'ha pubblicata Santo Ianni con questo titolo, ha estrapolato due parti del ritornello di Fronne Fronne e ne ha fatto un'altra canzone, Vincenzo Ricciardi, ottimo compositore dell'epoca. Questa Fronne Fronne non venne fatta, però successe un episodio particolare. Io ho studiato Vincenzo Russo di capo, quindi si dice andava con scialecche amiche, probabilmente. Si trovavano da Videri, nella edizione Videri San Vito Maiello, di capo a Gambardella e Ferdinando Russo. Poi dopo vi faccio il collegamento. Su Vagna Strada, su Vagna Voli, manca nulla, c'è stanno, io non mi era nulla. Quando lavoravo ero contrattualizzato con la RAI.